La produzione di vongole veraci si concentra nel Polesine e nelle lagune del delta del Po, dove si è verificata un'importante moria di mitili. Quale aziende ora lamentano un mancato reddito per decine di milioni. Gli operatori sono in crisi a causa delle alte temperature degli ultimi mesi e della portata ridotta dei fiumi Adige e Po. I danni si estendono anche ai settori della ristorazione, dove si è dovuto ritoccare i prezzi al rialzo. A causa delle alte temperature si stima che sia morto il 35% dei molluschi nell'area del Tizia, cioè a causa del proliferare di alghe che a loro volta provocano, una volta in via di decomposizione, la mancanza di ossigeno nelle acque. Ciò che è importante ora è che il comparto vada tutelato, mancando il prodotto il rischio è che si coinvolgano produttori esteri per i quali i controlli per la tracciabilità non sembrano essere seri come in Italia. Una crisi per la quale la CIA Veneto chiede aiuti concreti con lo stanziamento di fondi per implementare le infrastrutture idrauliche con opere di sbarramento. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Allora, Marco Veronese, ex vice sindaco e adesso consigliere comunale dei 5 Stelle. Ieri c'è stata una commissione sull'IPAB e sappiamo che è venuta fuori una certa conversazione. Sì, allora ieri c'è stata una commissione, come hai detto, su IPAB, dove comunque hanno parlato sia il direttore che il presidente del CDA della grave situazione economica in cui si trova IPAB dovuta alla pandemia, e si stanno cercando di trovare soluzioni per poter colmare queste perdite con i 25 posti letto che la regione ha dato in più all'IPAB, e con questo investimento vogliono colmare queste perdite. In più, proprio il vice direttore di IPAB ha detto testualmente: c'è bisogno di un'altra casa di riposo, il territorio ha bisogno di un'altra casa di riposo. Perché? Perché servono il territorio ha bisogno di 380 posti letto in più. IPAB ne ha a disposizione pieni, perché adesso non ce ne sono di vuoti, 175, quindi da 175 a 80 pensa quanto margine c'è sul territorio di fare un'altra casa di riposo. C'è un progetto da 10 milioni di euro che bisognerebbe anche sentire la ditta, con questi aumenti anche dei materiali, se è ancora disponibile a portare avanti il progetto, però c'è bisogno. E lo stesso DUP che andremo a approvare in consiglio il giovedì domani proprio mostra le statistiche: ci sono più morti che nascite, quindi la popolazione si sta invecchiando e il trend comunque sta aumentando. Quindi ma cosa infatti, stiamo aspettando? Io non riesco a capire per portare avanti questo progetto? Infatti non riesco la Turatti adesso è diventato il posto dei residenti, dei venditori illegali, di gente senza casa, eccetera. È una cosa che il sindaco gliel'ho chiesto diverse volte. Sì, ma no. Stanno passando i mesi, è una cosa veramente incredibile. Comunque voi della minoranza fate bene a pungolare su questo tema, perché su questo tema, perché mi sembra che il PD e Energia Civica non sia d'accordo sulle Energia cinica, lasciare perdere, perché tanto che ci siano che non ci siano. Ho visto l'intervento oggi sulla polizia locale, lasciamo perdere. Comunque loro hanno espresso la loro posizione politica, la mia anche da ex assessore che ho portato avanti questo progetto. Dopo, anch'io vorrei che la Turati fosse un albergo. Ma tutti lo vorremmo, che abbia una destinazione turistica, ma purtroppo in questi 5 anni e anche prima non sono arrivate mai proposte per fare un albergo. Se la maggioranza riesce a trovare chi vuole fare un albergo, magari non fra 10 anni, così avremo sempre più senza tetto che la occupano. Grazie Marco. Grazie a te. Grazie. Ciao.
contitolare della Mille Bolle Blu qua di Via San Marco ed è purtroppo sta la Madonna Marina. Purtroppo è Alberto, il signore che abbiamo dato la notizia l'altro giorno, che ha subito un tentativo di rapina con punteruolo là nella sede della banca che c'è lì in Viale Padova praticamente. Cosa ti è successo? Niente, mi sono recato in banca verso le 11, orario che insomma faccio spesso perché... Le 11 della sera, no? Sì, le 23, mentre ero lì per effettuare la mia operazione, all'improvviso da dietro sono saltati fuori due tizi giovani del posto, e con un'arma in mano mi hanno minacciato, hanno cominciato a battere sui vetri della banca e mi hanno minacciato sia quando ero dentro e sia poi anche quando sono uscito, puntandomi un puntaruolo in faccia. In faccia te l'hanno sì. Io ho presentato la denuncia e tutto quanto agli atti descritto. Ma tu non ti è venuto da telefonare le forze dell'ordine mentre eri dentro? Perché praticamente questi non potevano entrare perché c'era la porta chiusa, no? Sì, è stato un attimo. Potevo farlo, però la valutazione che ho fatto anche insieme ai carabinieri ieri è stata quella che comunque sono stati un lampo, quindi anche se avessi chiamato non li avrebbero trovati. Premessa doverosa, la categoria dei pescatori di caparossoli, detti caparossolanti, purtroppo è assimilata da buona parte dell'opinione pubblica a predatori o comunque da chi esercita un'attività di pesca al limite del consentito, ma nella realtà oggettiva delle cose parte di questi pescatori si sono regolarizzati e hanno trasformato la loro attività da pescatori prenditori a pescatori allevatori, quindi non più semplici raccoglitori ma veri e propri coltivatori, esattamente come i classici agricoltori. E come gli agricoltori anche gli allevatori di vongole corrono i medesimi rischi d'impresa, forse anche di più in quanto purtroppo sono sottoposti anche alle scorribande dei ladri. Questo è quanto denuncia il signor Angelo Fabris, concessionario di un allevamento di vongole in località Boschettona a Codevigo. Nella denuncia formalizzata presso il comando della Guardia di Finanza di Chioggia, corredata da filmati e foto che riprendono il ladro, tale SM, mentre all'interno dell'area di concessione si appropriava di un certo quantitativo di vongole. Colto praticamente sul fatto, questo parassita del lavoro altrui, invece di venire a miti consigli, magari facendo finta di non sapere, mostrare la buona volontà restituendo il maltolto, ha anche minacciato il Fabris con una mazza, minacciando rappresaglie se lo avesse denunciato. E così è stato, denuncia formalizzata, corredata da tutte le riprese, comprese le minacce, già identificato il soggetto, identificato il natante che girava senza targhe e adesso il signor SM affronterà le sue responsabilità in un processo penale. Su Chioggia Azzurra pubblicheremo il nome completo del soggetto e la foto alla prima udienza del processo. Questa mattina il maltempo, del quale eravamo stati avvisati anche da uno stato di allerta proveniente dalla Protezione Civile del Veneto, ha comunque colpito in maniera repentina, infliggendo nel territorio forti raffiche di vento e pioggia violenta, in alcune zone trasformatasi in grandine. Questo ha causato danni. A Borgo San Giovanni, al cimitero, il vento ha provocato il distaccamento delle pietre che coprono la porta di accesso a sud. L'area è stata quindi limitata col nastro adesivo bianco e rosso a segnalare pericolo. Presumibilmente si procederà a fare un controllo anche delle altre piastre.
Purtroppo la pioggia che è caduta questa mattina, anche se benefica, non è sufficiente a mitigare lo stato di siccità che vive il territorio. In definitiva non sono molti i millimetri che sono caduti e il terreno è troppo arso e bisognoso di acqua per poter tornare ad essere fertile in così breve tempo. Per il momento l'agricoltura e il comparto orticolo continuano ad essere in ginocchio in attesa che le piogge che a monte hanno riempito gli alvei giungano a valle, in modo che i vari consorzi possano distribuirle. Intanto la pioggia, il vento e la grandine hanno dato il tocco finale a una situazione critica, distruggendo in alcune aree le colture, giunte quasi al pieno della maturazione. Continuano le operazioni che riguardano le barriere del Mose per verificarne il corretto funzionamento, quindi, volendo dare la massima pubblicità agli eventi per prevenire qualsiasi situazione di pericolo, la Capitaneria di Porto di Chioggia avverte che le barriere saranno sollevate venerdì 29 luglio dalle ore 9 alle ore 13 alla bocca di Porto di Chioggia. Domenica 31 luglio le operazioni si svolgeranno con lo stesso orario alla bocca di porto di Malamocco e il giorno 2 agosto, martedì prossimo, alla bocca di porto di Lido San Niccolò Tre Porti. La navigazione sarà interdetta dalle ore 8 al termine delle operazioni di abbattimento delle barriere in tutti e tre i contesti.